TG Plus News edizione di Treviso, buongiorno. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Nel pomeriggio del 21 novembre a Vedelago i carabinieri della locale stazione hanno arrestato un 23enne residente nel Trevigiano, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a camminare lungo i binari della linea ferroviaria Castelfranco Veneto Montebelluna. La segnalazione giunta al numero di emergenza 112 da parte di alcuni utenti consentiva l'immediato intervento dei militari che raggiungevano il soggetto all'altezza del casello ferroviario di Fanzolo di Vedelago, dopo l'interruzione precauzionale della circolazione ferroviaria disposta dal competente compartimento di Venezia. Alla vista dei carabinieri, l'uomo tentava la fuga e una volta raggiunto poneva una decisa resistenza, ingaggiando una colluttazione nel tentativo di sottrarsi al controllo. I militari riuscivano a bloccarlo non senza difficoltà. Uno di loro riportava lievi ferite nella circostanza. La circolazione ferroviaria risultava sospesa per un breve periodo, con ripercussioni limitate sulla tratta interessata. L'arresto del giovane è stato convalidato con obbligo di firma. E nella serata di ieri, intorno alle 20 a Salgarede, i carabinieri di Ponte di Piave, attivati a seguito del transito sul territorio di un'autovettura risultata dotata di targhe presumibilmente clonate e segnalata in occasione di furti in abitazione, avviavano le ricerche del mezzo, individuandolo lungo la strada provinciale 34 in via Argine Piave. Alla vista della pattuglia, gli occupanti del veicolo si davano alla fuga ad alta velocità in direzione Salgareda, Ponte di Piave. La corsa terminava poco dopo con un impatto frontale contro un'altra autovettura in transito, il cui conducente, un uomo 42enne residente nel Trevigiano, riportava lievi ferite e veniva trasportato in ambulanza al pronto soccorso di Oderzo per le cure del caso. I militari, giunti immediatamente sul posto, prestavano soccorso al ferito e avviavano le ricerche degli occupanti del veicolo in fuga, almeno 2 soggetti che si erano dileguati a piedi. L'autovettura utilizzata non risultava oggetto di furto ed era intestata a un soggetto residente fuori provincia, già noto alle forze dell'ordine. All'interno erano presenti arnesi da scasso e una ricetrasmittente portatile spenta, materiale sottoposto a sequestro probatorio. Il veicolo è stato sottoposto a vincolo giudiziario. E nel pomeriggio di ieri a Montebelluna i carabinieri hanno arrestato in flagranza un 29enne di origine marocchina, domiciliato in zona e già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di furto con violenza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Poco dopo le ore 14 l'uomo si introduceva all'interno di un negozio di abbigliamento Piazza Italia del centro cittadino e dopo aver asportato un giaccone del valore di circa 60 euro spintonava l'addetto alle vendite nel tentativo di assicurarsi la fuga lungo le vie circostanti. L'immediato intervento della pattuglia dell'Arma consentiva di individuare e inseguire il soggetto, che veniva bloccato a breve distanza dall'esercizio commerciale. Durante le fasi dell'arresto l'uomo poneva energica resistenza, spingendo e colpendo con calci uno dei militari operanti e si scagliava inoltre contro un'autovettura parcheggiata, danneggiandola. La refurtiva veniva recuperata e restituita al legittimo proprietario. L'arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sarà portato nella casa circondariale di Treviso. Le indagini proseguono per ulteriori approfondimenti. E nel pomeriggio di ieri a Istrana i carabinieri, al termine di mirate attività investigative avviate a seguito di denunce sporte il 20 novembre 2025, hanno denunciato in stato di libertà un uomo, 32enne residente nel Trevigiano, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di una serie di furti aggravati ai danni di impianti sportivi nel comune di Morgano. Secondo quanto accertato l'indagato, dopo aver forzato gli infissi, si sarebbe introdotto in più occasioni all'interno di 2 strutture sportive del posto, asportando bottiglie di liquori e birra, denaro contante oltre a materiale elettronico. I fatti contestati sarebbero avvenuti in diverse notti tra fine ottobre e metà novembre, con un danno complessivo stimato in circa 6.000 euro, non coperto da assicurazione. L'attività di indagine sviluppata attraverso rilievi tecnici e acquisizione di elementi informativi ha permesso di ricondurre gli episodi alla medesima persona, ora, come detto, denunciata all'autorità giudiziaria competente. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.